Questa notte ci sono avuti 3 decessi, 1 in ospedale e 2 in struttura. Ora in struttura sono rimasti 60 persone, delle quali tutte contagiate. Praticamente il nostro pensionato è diventato un hub. Un dramma in un momento difficile, quello che vive in questi giorni l'IPAB Pietro e Santa Scarmignan di Merlara. Le parole del sindaco Claudia Corradin sono chiare. Erano 74 gli ospiti anziani di questa struttura prima che il Covid facesse la sua comparsa. 7 sono morti a causa del coronavirus. I 60 che restano sono tutti contagiati. La situazione è difficilissima, soprattutto per quanto riguarda il personale. Anche il personale è decimato, ci sono 25 positivi e quindi 20 persone che devono prestare servizio con turni massacranti giorno e notte. Servono al più presto operatori sociosanitari e infermieri, il grido d'allarme. Fortunatamente abbiamo 2 medici di base che sono ancora sani e lavorano indifesamente da quando è scoppiata la situazione. Anche il personale amministrativo è stato decimato. Poco più di 2.700 residenti nella Bassa Padovana a Merlara si sentono abbandonati e la situazione della casa di riposo è quasi allo stremo. Noi speriamo di avere aiuto e una modalità diversa di gestire questa casa di riposo, perché noi con le nostre forze come Consiglio di amministrazione della casa di riposo, come amministrazione comunale non riusciamo più a gestirla.